Divieto di balneazione in comune di Belluno, sul Piave, sul Cordevole, sul Lardo. Le multe saranno fino a 500 euro. La criticata ordinanza che lo impone recepisce quanto stabilito per ragioni di sicurezza dalla Regione Veneto. I rischi sono connessi a improvvise variazioni della portata dovute a manovre delle centrali idroelettriche, temperature dell'acqua particolarmente basse con rischio di shock termico, fondali instabili, forti correnti, mulinelli e presenza di rami sommersi. Non è vero che ci sia meno acqua, è che l'acqua è più pericolosa proprio perché la gente col refrigerio che trova è chiaro che va anche nei posti più profondi ed è chiaro che possono succedere quello che è già successo in Italia in tantissimi posti. Lasciamo stare il lago di Como, lasciamo stare il Maggiore, lasciamo stare sui fiumi tantissimi morti. L'ordinanza dispone il divieto di accesso, stazionamento e transito negli alberi, su sponde, banchine, briglie, scogliere, greti e nelle aree demaniali adiacenti a fiumi e torrenti del territorio comunale. Divieto di balneazione in tutti i corsi d'acqua, canali e fiumi, mentre resta consentita la pesca sportiva nelle aree previste e l'attività sportiva autorizzata. Comprendo magari il disappunto di alcuni che sono soliti approfittare del refrigerio che possono fornire, però mi sembra un divieto quantomeno accettabile, direi. Un po' brutto perché comunque c'erano tanti ragazzi anche che andavano, però uno se va è consapevole di infrangerlo, ma se va e si fa male è responsabilità sua. Lo dico perché io ho sempre fatto il bagno ai torrenti. Secondo me sia giusto che sbagliato. Vedo sempre che comunque i turisti se ne fregano di questa cosa, insomma. Quindi vedo che c'è molta speculazione, vedo che anche i controlli non ci sono, quindi vedo che è come se questa ordinanza non ci fosse. Anche per eventi che sono successi in passato, magari sempre collegati al fatto di farsi il bagno, magari lungo un torrente, eccetera, può essere sicuramente magari un incentivo per la sicurezza. Dispiace perché si sa che si fa, però vuol dire che dovrebbe esserci una responsabilità da parte delle autorità di fare delle zone adibite alla balneazione in tutti i torrenti, in tutti i fiumi. Il Comune ora dovrà provvedere all'installazione della cartellonistica di divieto e di pericolo lungo i principali accessi a fiumi e torrenti.